Amici di Radio Guest, ben ritrovati, siamo con l'assessore al turismo del comune di Cividale, Giuseppe Ruolo. Giuseppe, ben ritrovato. Grazie Igor, buongiorno a tutti. Parliamo di Cividale nella puntata di oggi di Radio Guest, parleremo di turismo naturalmente, cosa sta succedendo a Cividale, cosa succederà nei prossimi mesi, perché Cividale ha molte attrazioni anche sportive e soprattutto paesaggistiche in questo progetto che si chiama Cividale tra natura e cultura. Di cosa si tratta? Grazie dell'ospitalità. Sì, come ben sai, veniamo da un periodo molto difficile. Finalmente dal 26 aprile siamo tornati in zona gialla e ovviamente in questi mesi, oltre che occuparci dell'emergenza Covid, abbiamo cercato di lavorare per farci trovare pronti ai nastri di partenza non appena la situazione migliorava, e abbiamo cercato di lavorare per far ripartire sicuramente quanto c'era già prima, tutto quello che è il nostro patrimonio storico-culturale. Penso al Tempietto, al monastero, all'Ipogeo celtico, a tutto quello che oramai ha reso famoso Cividale, diciamo così. Abbiamo voluto anche adeguarci alla nostra situazione attuale, dove ovviamente l'attività all'aria aperta è quella più consigliata, ed è per questo che nasce questa idea Cividale tra natura e cultura, perché come amministrazione abbiamo messo in campo un pacchetto di escursioni da dare ai visitatori, che possono anche essere i nostri cittadini, perché quest'anno si viaggerà ancora con un turismo di prossimità. Dicevo, dei percorsi che saranno sia a piedi sia in bici, ma anche delle attività con il kayak, in canoa. Abbiamo cercato quindi di sfruttare, passatemi il termine sfruttare ovviamente, quanto la natura ci ha donato, perché è vero sì che abbiamo un grande patrimonio storico-culturale, specialmente quello lasciatoci dai Longobardi, ma è anche vero che madre natura fa sì che Cividale si trovi in una posizione geografica strategica tra le valli del Natisone e le valli del Torre. In passato c'erano state diverse iniziative, però erano degli spot per incentivare questo turismo lento, questo turismo all'aria aperta. Quest'anno abbiamo deciso di cogliere l'occasione ed essere resilienti nelle difficoltà, cercare di farci trovare pronti a sfruttare un nuovo punto di forza del nostro territorio, che è l'ambiente. Abbiamo fatto fede della preziosa collaborazione di alcune realtà locali, come l'associazione Natisone Outdoor, con 5 percorsi che andranno da Cividale verso Valli del Natisone, Valli del Torre, Colli Orientali. Quindi Cividale sarà punto di arrivo e di partenza, ma l'intento è quello di coinvolgere il territorio lungo questi itinerari, che saranno molto semplici proprio per dare la possibilità a tutti con la propria bicicletta di poterli affrontare. Ci saranno dei punti ristoro, che anche questi hanno una loro finalità ben precisa, ovvero ci si fermerà lungo il percorso in delle aziende o in ristoranti per dare anche a loro visibilità, per far sì che più persone possano conoscerle, e quindi ci può essere un rilancio anche dell'attività commerciale. Valorizziamo il nostro prezioso prodotto enogastronomico, che ovviamente anche quello è un'importante fonte di turismo, e su questo stiamo lavorando. Ad esempio all'interno del monastero di Santa Maria in Valle a fine giugno andremo a inaugurare un nuovo spazio che sarà la vetrina del territorio, ovvero uno spazio permanente a disposizione di tutte le attività a livello enogastronomico ma anche artigianale, che potranno lì esporre i loro prodotti e quindi farsi conoscere dai turisti. Poi abbiamo questi percorsi a piedi e infine in kayak. Bellissimo, che io vorrò farlo assolutamente. Te lo consiglio. L'associazione su cui ci affidiamo è Wild Valley. Con loro abbiamo fatto una collaborazione. Nei loro percorsi, in 4-5 date, oltre alla discesa in kayak, inseriranno un proseguo dell'avventura in bicicletta a Cividale attraverso una caccia al tesoro fotografica. E poi invece ci saranno 3 domeniche che saranno dedicate solo a Cividale, dove il visitatore potrà partire da Borgo Brossana e fare una traversata fin sotto il Ponte del Diavolo, che è un altro dei nostri simboli, e poi tornare indietro. Una cosa breve di 20 minuti, mezz'ora, ma che ci farà vedere Cividale da un altro punto di vista. Quindi si parte un po' da Cividale, ma si va fuori, si va a vivere le valli e le colline, tutta l'area circostante, che è qualcosa di meraviglioso, un gioiello. E Cividale secondo me diventerà sempre di più un'attrazione, un punto
soprattutto di riferimento. A proposito di storicità, l'ha portata a essere anche uno dei simboli dell'UNESCO. Ecco, a proposito di progetti ed eventi che arrivano nel futuro, so che tra poco c'è l'anniversario dell'UNESCO, vero? Esattamente, diciamo che questa attività di escursioni ci accompagnerà da maggio fino a ottobre. Ogni weekend avremo un'attività, che sia a piedi, in bici o con la canoa, che inoltre saranno, diciamo così, arricchite da alcune date che sono state supportate da Mittelfest con l'associazione Vallimpiadi e con l'associazione Walking Run Centro Storico. Quindi veramente un calendario ricco con Promoturismo FVG, che ogni domenica fino a ottobre avrà 2 visite guidate in Cividale. Poi ci saranno degli eventi, speriamo ovviamente che le condizioni continuino a migliorare per far sì che siano eventi che possono essere vissuti, più che altro oserei dire, dal vivo, dal maggior numero di persone. Partiamo con maggio, che abbiamo l'Elpa Haiti, la Gran Fondo per Haiti, a metà maggio, 16 maggio, primo grande evento sportivo che oramai è alla sua 5ª edizione qui da noi. A giugno avremo i 10 anni dell'UNESCO, appuntamento importantissimo, stiamo preparando un ricco programma di eventi e una sorpresa finale, ma non ve la posso svelare perché è ancora in via di definizione. Poi ad agosto, fine agosto, ci sarà Mittelfest, che inizierà dal 28 e terminerà con i primi di settembre, se non sbaglio 5 o 6 settembre. Avremo poi ottobre la classica cronoscalata Cividale Castelmonte e chiuderemo il 31 ottobre, quindi potremo godere di questa manifestazione in tutti i suoi aspetti, che non è solo quello sportivo, ma ha una forte connotazione di promozione turistica del territorio. Vi dico solo che l'associazione Exclamative, che sta lavorando a questa manifestazione di interesse regionale, addirittura sta programmando dei sorvoli in elicottero su Cividale, Aquileia e Palmanova. Ci auguriamo, credo che tutte le amministrazioni e gli amministratori locali si augurano in tutta Italia che la situazione migliori, specialmente per le amministrazioni o per gli assessori impegnati come lo sei per esempio tu. La macchina organizzativa dei vaccini sta andando bene, sta andando sempre bene, andrà sempre meglio, di conseguenza per agosto, per settembre, per l'autunno, secondo me le cose saranno diciamo veramente la classica luce in fondo al tunnel, la cominciamo a vedere. Siamo arrivati alla fine, noi ti facciamo tantissimi auguri per tutti i tuoi lavori e ovviamente portali anche alla tua amministrazione, ti facciamo i complimenti perché sei sempre in prima linea a dare il buon esempio. Grazie Giuseppe. Grazie a te Igor, siamo assolutamente fiduciosi, vi aspettiamo a Cividale, aspetto anche te Igor a Cividale per poter tornare almeno come in passato a fare la nostra festa dello sport, dove Radio Company c'è sempre stato di grande aiuto e di grande supporto. Sarà un piacere come sempre, poi sai che io sono un buon gustaio e a Cividale si mangia bene, e poi c'è il kayak che voglio assolutamente provare ed è sicuramente una delle mete che verrò a visitare più volte nei prossimi mesi. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata.